Si è appena conclusa la 14ª edizione del Treviso Comic Book Festival 2017. Alberto Polita, Nicola Ferrarese, bilancio inattivo. Bilancio assolutamente inattivo e appunto abbiamo confermato i dati dello scorso anno che, considerando la giornata di pioggia di ieri, è veramente un successo incredibile. Però più che dei dati ci interessa la crescita a livello qualitativo della manifestazione, la qualità degli allestimenti delle mostre, della partecipazione del pubblico, degli autori presenti, della quantità di case editrici che aumentano, di autoproduzioni che aumentano, di pubblico veramente interessato e di libri a fumetti venduti, che insomma facciamo un festival del libro a fumetti. La cosa più importante è che gli editori vendano questi libri e che la gente incontri i propri autori. Erano tantissimi, oltre 200 quelli invitati da noi, contando quelli invitati dagli editori e arrivati in proprio arriviamo oltre i 400, quindi insomma siamo stata veramente una bellissima festa. Nicola Ferrarese, insomma il TCBF è un gioiello, il vostro obiettivo è quello di lucidarlo e farlo risplendere sempre più. Siamo già al lavoro per il biennio 2018-2019, stiamo già contattando i grossi calibri, i grossi nomi e vorremmo appunto continuare a lavorare sulla qualità delle esposizioni e delle mostre. I numeri che hanno visto le file fuori dalle nostre sedi espositive nell'ultimo fine settimana di esposizione parlano chiaro. A prescindere dal nome che portiamo in mostra, la formula è vincente, quindi il TCBF lavorerà sempre sulla qualità e stiamo già appunto al lavoro per il prossimo biennio. Magari una mostra in meno, ma le altre ancora più belle. Questo cerchiamo di dircelo anche noi, poi presi dall'entusiasmo ne facciamo sempre tante, però è vero, non importa quante mostre portiamo avanti, però l'importante, ripeto, è quanto buone siano e quanto belle risultino e quanto efficaci si fa. Per il salto di qualità sarebbe assai utile una sede stabile proprio per l'associazione che lavora al festival. Per realizzare un festival di questa portata l'associazione lavora 11 mesi, a parte ottobre in cui ci riposiamo. Da novembre siamo subito al lavoro per lavorare sull'edizione successiva, quindi una sede stabile come altre associazioni presenti in città senza i nostri numeri sarebbero veramente auspicabili per far crescere città e far crescere il festival e far crescere anche la città che ci sostiene. Alberto Polita, a proposito di lavoro, un grande merito va dato al gruppo, anzi all'esercito di volontari che vi supporta. Beh, se siamo riusciti a superare le difficoltà della giornata di pioggia di ieri, anche a livello logistico in generale, organizzare 25 mostre in 25 diverse location senza l'incredibile gruppo di volontari, e sono 120 quest'anno, non saremmo riusciti a fare niente. Tutto il TCBF è una grandissima famiglia che lavora per passione e per portare in città un festival internazionale che fa vivere veramente tutto il centro storico. Appuntamento al 2018. Sicuramente. Buon festival 2018.